Allora, aumenti di costi dell'energia, abbiamo visto le ricadute per quel che riguarda gli allevamenti, però le ricadute sono un po' ovunque. 400 euro al mese per le rette dell'RSA, lo lamenta il sindacato della CIA, dei pensionati, degli agricoltori in modo particolare, ma lo lamentano anche gli agricoltori che lavorano. Forse si salvano quelli che hanno degli agriturismi che adesso magari possono aver adibito anche ad alloggio, aver ampliato questa strategia e magari, come diceva lei prima, chi ha il latte magari lo vende, fa il formaggio, ci può rientrare un po' di più, ma gli altri sono in difficoltà. Leggo il messaggio: da agricoltore diretto vi dico che i costi energetici e la crisi idrica farà chiudere migliaia di aziende in Italia perché è impossibile sopravvivere, è pura matematica. Il nostro telespettatore ha colto nel segno, nel senso che la preoccupazione che oggi noi abbiamo è proprio questa: nel momento in cui non c'è la redditività, evidentemente c'è una crisi a 360 gradi che riveste oggi non solo chiaramente il settore dell'agricoltura, ma ricordiamo ai nostri telespettatori che il settore dell'agricoltura è il settore primario. Sì, senza l'agricoltura non c'è produzione, non c'è territorio, non c'è ambiente, non c'è paesaggio, e quindi voglio dire l'agricoltura ha una grossa responsabilità, gli agricoltori hanno una grossa responsabilità, per questo dobbiamo mettere in campo quelle politiche che diano la possibilità alle nostre aziende di sopravvivere. Lo dicevamo prima, nel momento in cui chiude un'azienda agricola, un'azienda zootecnica, lo diciamo sempre, lo dicono tutti, non chiude solo quell'azienda di produzione, chiude anche parte di quel territorio, parte di quel paesaggio e quindi anche la parte del turismo che riveste nel paesaggio e nel territorio elementi importanti, e quindi voglio dire bisogna fare squadra su questo per cercare di valorizzare quello che abbiamo e cercare di tenercelo stretto. Questo assolutamente. Tra l'altro quando lei diceva il discorso del latte che non resta marginalità, lo stesso vale per tantissimi altri prodotti, per cui facendo una media resterebbe, dei vostri calcoli, resta solo il 15% del prezzo finale del prodotto. Questo è pochissimo. Lo dicevamo prima, ma potrebbe essere anche corretto nel momento in cui quel 15% almeno ci diano la possibilità di coprire le spese. Oggi non è questo, no, infatti questo 15% non copriamo le spese di produzione, e quindi vede, c'è una legge nazionale che passa nel termine di pratiche sleali, in cui all'interno di questa legge prevede il fatto che non si può commercializzare prodotto sotto il costo di produzione. E allora, se c'è una legge, è importante farla rispettare. E allora, vedete, quando diciamo si parla e si parla, sì, oggi si parla, abbiamo anche una norma che ci dà anche la possibilità, io non dico che sia risolutiva, ma ci dà la possibilità di intervenire in questi casi, si deve intervenire. E allora, da parte anche dello Stato, da parte del governo centrale, ma anche da parte della Regione Veneto, dobbiamo far questo. Alcune valutazioni della Regione Veneto le abbiamo fatte, la Regione sta cercando di mettere insieme la grande distribuzione con il mondo dell'agricoltura. In parte ci è riuscita, sicuramente è un percorso questo, siamo all'inizio di questo percorso, dobbiamo trovare anche delle soluzioni finali, però dobbiamo far rispettare le leggi che oggi in qualche maniera tutelano chi lavora in agricoltura e chi produce materia prima. Infatti, lei dice chi lavora in agricoltura, c'è anche il discorso della manodopera, c'è carenza ancora oppure adesso è stata risolta? Guardi, la questione della manodopera è sempre un grosso problema per l'agricoltura. Avevamo uno strumento che si chiamava voucher, che dava la possibilità agli agricoltori, perché poi lavorare in agricoltura, sì, ci sono gli impiegati o gli operai a tempo indeterminato, ma ci sono anche tanti operai a tempo determinato, stagionali, perché comunque in agricoltura si lavora nella stagionalità, e gli agricoltori avevano la possibilità di andare alla ricerca di manodopera tra i pensionati, tra i studenti, tra i cassi integrati, eccetera, utilizzando uno strumento che si chiamava voucher, uno strumento semplificativo, però che metteva nero su bianco un contratto di lavoro con queste persone. Hanno ritenuto che questo era uno strumento speculativo e ce l'hanno tolto, e quindi oggi le aziende, anche nel caso in cui volessero manodopera di un certo tipo,
necessitano di un'ulteriore burocrazia e ulteriori costi. Ecco, anche sulla questione della manodopera dobbiamo andare sulla semplificazione, oltre al fatto che dobbiamo avere la domanda e l'offerta e quindi cercare di trovare quei canali che ci diano la possibilità alle aziende di richiedere manodopera, ma soprattutto quelli che vogliono dare il proprio lavoro, la propria manualità, di trovarli all'interno di questi portali, all'interno di questa richiesta. E quindi su questo, insieme con le regioni, infine con Veneto Lavoro, stiamo lavorando su questo. Cosa ne pensate del nuovo Ministero della Sovranità Alimentare? Lollobrigida ha la competenza per gestire e capire questo ufficio? Valuteremo. Ci sono stati tanti ministri che non avevano competenze in agricoltura e hanno fatto bene in agricoltura. È importante che il Ministro dia anche voce soprattutto alle organizzazioni agricole come CIA, agricoltori italiani, e di quali sono le proprie esigenze. Quindi valuteremo nel proseguo l'attività del Ministero, perché poi quando si parla del Ministro si deve parlare anche di tutto il suo staff e entourage all'interno del Ministero, e quindi lo valuteremo con atti concreti e nella concretezza saremo in grado di dare anche una risposta più concreta al nostro telespettatore. Ecco, tante volte noi parliamo appunto di CIA, agricoltori, e ci è arrivata un po' la domanda: ma perché in una situazione come questa, come a volte i sindacati fanno manifestazioni unitarie, tutti diciamo, i sindacati dell'agricoltura non si mettono insieme per fare delle azioni unitarie, visto che sarà anche per gli agricoltori di altre categorie, voi penso Coldiretti anziché Confagricoltura, immagino il problema dell'energia, dei prezzi, dei margini, della filiera sarà uguale per tutti, no? Non Guardi, maggiori... lei ha fatto bene a farmi questa domanda, questo è un grosso dilemma che abbiamo noi nel mondo agricolo, perché ognuno di noi vuole avere la propria originalità, la propria identità, sbagliando chiaramente. Perché oggi vi è necessità di quello che dice lei, ma ce lo dicono i nostri agricoltori, vi è necessità di avere compattezza. Ma guardi, questa compattezza noi ce l'abbiamo, perché nei tavoli verdi a livello regionale, ma nei tavoli tecnici anche a livello ministeriale, c'è compattezza delle organizzazioni agricole. Le organizzazioni vanno nelle direzioni unitarie nel momento in cui richiedono determinate questioni, sia a livello regionale che a livello nazionale. Sicuramente non è esposto in maniera emblematica come una bella manifestazione unitaria, però sui tavoli siamo sicuramente molto più coesi rispetto a quello che sembriamo. Infatti questo è importante, perché appunto si dà anche un messaggio che comunque le azioni sono condotte a livello unitario, perché i problemi sono uguali per tutti. Assolutamente. Tra l'altro, appunto, a proposito di prezzi finali, quella cosa che è paradossale, che in alcune zone del territorio i prodotti vengono pagati con una diminuzione del prezzo. Abbiamo segnalazioni per l'uva da tavola, per le castagne, per le pere, per le mele, eccetera. Questi sono dati analizzati anche dall'Ismea, calati del meno 2%, meno 29% per le pere, per l'uva da tavola meno 8%, con costi dell'energia elettrica aumentati del 77%, i carburanti più 58%, fertilizzanti, di cui non abbiamo parlato, più 34,7%, quindi aumento assolutamente dei prezzi, ma questi prodotti non hanno, questi che vediamo in queste zone qui in particolare, non hanno la resa. Quindi com'è possibile che sia diminuito il prezzo pagato, ma avete cioè il settore agricolo ha dei costi superiori? Quello che uno si chiede, le leggi del mercato da dove vengono? Ma le leggi del mercato sono proprio queste, nel momento in cui c'è tanto richiesta, c'è poca richiesta e tanto prodotto, e chiaramente la legge del mercato implica il fatto che c'è una riduzione. Quindi vede, questa determinazione del prezzo dimostra il fatto dell'inflazione galoppante che noi oggi abbiamo, e dimostra il fatto che oggi i consumatori richiedono sempre meno questi prodotti, perché nel momento in cui vado a fare il carrello della spesa e il carrello della spesa aumenta di 380-400 euro sull'unico sono dati reali, sull'unico periodo rispetto all'anno precedente, esatto. Chiaramente i nostri consumatori guardano bene nell'acquisto dei prodotti, e chiaramente guardano bene anche nell'acquisto dei prodotti agricoli italiani, i nostri prodotti agricoli. Quindi nel momento in cui c'è una riduzione per quanto riguarda la richiesta, e io comunque ho un'offerta abbastanza
elevata, perché comunque le nostre aziende producono, chiaramente quel prezzo non può che diminuire. Quindi questa è la situazione che oggi noi subiamo. Subiamo un aumento dei costi e una riduzione per quanto riguarda le nostre valori di produzione. Ecco, la strategia sarebbe, come si vede nell'ultima immagine che abbiamo visto, era quella della vendita diretta, come fate voi nei mercatini della CIA, mercatino diretto, no, al pubblico, quindi riuscire a intercettare quei consumatori e allettarli con vendita diretta del prodotto, che può essere anche prodotto elaborato, tipo il miele, per carità, oppure prodotti dell'azienda agricola. Dopo lì bisogna capire... Sì, guardi, la vendita diretta è uno dei settori che negli ultimi anni è aumentato a doppie cifre, cioè sempre di più vediamo che i consumatori vanno nelle nostre aziende, vanno ad acquistare i prodotti direttamente nelle nostre aziende, quindi penso che questo sia un buon modo per vendere i nostri prodotti, però ricordo che la vendita diretta all'interno di quei 6 miliardi che diciamo a livello regionale implica la produzione lorda vendibile del settore agricolo, non riesce a coprire. Incide per l'8-9% e quindi noi dobbiamo tutelare quelle 67.000 aziende del Veneto che oggi fanno agricoltura e quindi sì, la vendita diretta dà queste risposte e quindi dobbiamo sempre di più andare alla ricerca di questo, ma dobbiamo sicuramente tutelare le nostre aziende, anche quelle più strutturali, che fanno dell'agricoltura e vendono alla grande distribuzione i propri prodotti. Ecco, prima vedevamo anche un'immagine le mele, che ce ne sono, adesso sono le mele nuove, no? Quelle anche piccoline, che però sono mele del territorio e lì il consumatore a volte non le sceglie, però non consuma neanche le mele di altro genere proprio perché le reputa troppo care. E invece i radicchi come stanno andando? I radicchi, soprattutto il radicchio... Che il caldo. Esatto, col caldo soprattutto i radicchi è una delle produzioni che stanno veramente subendo in maniera esponenziale la loro crescita e anche per quanto riguarda la produzione del radicchio di Treviso, tanto per capirci quello che tra poco avremo nelle nostre tavole, perché questo caldo non dà la giusta valutazione anche culturale della sua produzione, quindi avremo sicuramente una diminuzione importante e determinante anche per la produzione di radicchi. E quindi non va bene neanche per quello. Troppo caldo purtroppo sta creando difficoltà su questo, sia da una parte per le semine appunto autunnali che noi abbiamo, ma anche per quanto riguarda i nostri prodotti orticoli oggi di stagione, che in primis i radicchi. Anche se si è abbassata un po' la temperatura adesso. Qualche giorno si è abbassata, ma nei giorni scorsi che ieri, purtroppo doveva abbassare di più, si andava via ancora con le maniche corte. Allora, torniamo su questi temi, abbiamo la pubblicità tra poco. Quindi